Buonasera dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Si continua a scavare tra quel che resta della palazzina crollata a Messina, un corpo recuperato, ancora 5 dispersi. Diminuiscono le probabilità di trovare persone vive, i vigili del fuoco fino a 36 ore, c'è speranza. Ancora vittime giovanissime sulle strade siciliane, un 17enne morto in un incidente sulla statale 114 a Calatabbiano Mercatanese, scontro tra due moto nel Palermitano, perde la vita un 14enne, era la passeggera. Catania, operazione della polizia, nuove ordinanze di misure cautelari, 2 arresti e 2 obblighi di dimora nei confronti di 4 persone accusate a vario titolo di traffico e spaccio di droga con l'aggravante del metodo mafioso. Emergenza idrica nell'Agrigentino, si fermano i guidatori delle autobotti, una protesta mirata che rischia però di lasciare senza l'unico servizio alternativo migliaia di famiglie in diversi comuni della provincia. Ragusa, i medici incrociano le braccia per richiamare l'attenzione sulle difficoltà che ogni giorno affrontano durante il loro lavoro e contro una direzione generale, a loro dire, sorda verso la medicina territoriale. E poi il calcio, Barbera al fotofinish, approvato da parte del Consiglio Comunale il progetto per il nuovo stadio, votati gli emendamenti alla proposta di delibera sulla conversione per la riqualifica dell'impianto. Oggi era l'ultimo giorno utile per ratificarli. E poi il Catania che esordirà al Massimino alle 18 di domenica 23 agosto contro l'Inter Under 23. In tante rossazzurri si concentrano sul test di domani contro il Ravenna. Dunque, bentrovati al TG Sicilia. Avete sentito un corpo recuperato, 5 ancora dispersi e questo è il bilancio provvisorio del crollo della palazzina a Messina, dove si continua a scavare. Tra le macerie diminuiscono purtroppo le probabilità di trovare persone ancora vive. Lorena Dolci. Un cumulo di calcinacci, una gran quantità di ferri e in mezzo un incendio che cova e rende tutto più complicato. Si lavora così da giovedì pomeriggio, quando con un boato è venuta giù questa palazzina di 3 piani a Pistunina, periferia sud di Messina. Un corpo recuperato, quello dell'imprenditore Carmelo Leone, proprietario dello stabile. Sotto le macerie si cercano altre 5 persone, le sue sorelle Sara e Rosa, il cognato Santino e un badante cingalese. Dispersa anche una ragazza di 21 anni, Alessandra Frazzica, commessa nel bazar cinese che occupava il primo piano. Al suo terzo giorno di prova anche uno dei 3 feriti nel crollo. Stiamo lavorando con il bisturi, racconta il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, è una corsa contro il tempo. Le speranze sono sempre vive per un arco di tempo di 36 ore normalmente. Certo, le condizioni del crollo sono molto gravi, però fino all'ultimo siamo animati dalla speranza di ritrovare una persona in vita. 60 uomini, diverse ruspe e cani impegnati su 2 fronti, vicino al punto in cui è stato ritrovato il primo corpo e un altro fronte dove è possibile che si trovano gli altri, sempre attenti al controllo dei fumi tossici. È reso un po' più complicato dalla presenza di un incendio covante al di sotto di un solaio, dovuto a tutti i materiali combustibili presenti, che stiamo cercando purtroppo non di spegnere, ma cerchiamo di abbassare i fumi e consentire alle squadre che stanno operando di poter lavorare in sicurezza. Cautela sulle cause del disastro nella palazzina, che pare fosse interessata da lavori di ristrutturazione e su cui indaga la procura. Di un crollo così importante 2 sono le ipotesi: il cedimento strutturale o una grande esplosione. Sono al vaglio entrambe e ovviamente c'è un riservo dovuto alle indagini in corso. Una città ferita che si stringe attorno all'angoscia dei parenti che non lasciano la zona nella speranza di avere notizie dei propri cari. Aspettiamo il lavoro che, come vedete, è puntuale, lo vedete anche voi, la presenza è costante e speriamo sempre in quello che possano essere miracoli.
E la Procura di Agrigento ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a 24 persone e 8 società coinvolte nel sistema illecito per il controllo di appalti pubblici e quello della rete idrica di Agrigento. Tra i principali indagati l'ex assessore regionale Giovanni Roberto Di Mauro e i dirigenti comunali. Secondo la Procura l'assegnazione di lavori a imprese amiche avveniva in cambio di somme di denaro o altre utilità. Coinvolto tra gli altri anche Giuseppe Capizzi, primo cittadino di Maletto e imprenditore. Adesso parliamo di incidenti, 2 giovani vite spezzate sulle strade siciliane, 2 incidenti mortali a poche ore di distanza nel Palermitano e nel Catanese. A perdere la vita una ragazza di 14 anni e un ragazzo di 17 anni, 2 tragedie sulle quali sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine. Marco Gullà. L'asfalto torna ancora una volta a macchiarsi di sangue. Nelle ultime ore 2 distinti incidenti stradali hanno spezzato 2 giovani vite. Alessandra Martorana, 14 anni, è morta in un incidente sulla strada statale 113 nei pressi del Ponte San Leonardo, nel tratto che collega Termini Imerese a Trabia, nel Palermitano. La ragazza viaggiava come passeggera su una delle 2 moto coinvolte nel violento impatto. Per lei non c'è stato nulla da fare. I gravi traumi riportati si sono rivelati fatali, rendendo vano ogni tentativo di soccorso. La dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire ed è al vaglio degli investigatori. Secondo una prima ricostruzione, le 2 moto si sarebbero scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Gravi anche le condizioni del conducente della moto sulla quale viaggiava la giovane vittima. L'altro incidente mortale è avvenuto sulla strada statale 114 nel territorio di Calatabbiano. A perdere la vita un ragazzo di 17 anni residente a Mascali. La tragedia arriva a sole 24 ore da un altro incidente mortale avvenuto a Giarre, nel quale aveva perso la vita un altro giovane di Mascali. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sulla quale viaggiava il 17enne, una Fiat Grande Punto, avrebbe perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, andando a schiantarsi contro un muretto. Nell'impatto la vettura si è spezzata in 2. Feriti anche gli altri 2 passeggeri che sono stati trasportati negli ospedali di Taormina e Giarre. Catania, la polizia ha eseguito nuove ordinanze di misure cautelari, 2 arresti e 2 obblighi di dimora nei confronti di 4 persone accusate a vario titolo di traffico e spaccio di droga con l'aggravante del metodo mafioso. Angelo Gaiano. Altri 2 arresti e 2 obblighi di dimora salgono dunque a 26 i provvedimenti della polizia nei confronti di un gruppo ritenuto vicino al clan Cappello Bonaccorsi per l'inchiesta partita dopo la sparatoria alla discoteca ex Dogana avvenuta nel 2022. I 4 sono accusati di spaccio di droga con l'aggravante del metodo mafioso. Quella di oggi è il proseguo di un'indagine della squadra mobile della questura di Catania che ha portato all'emissione di misure restrittive per altri 22 indagati. Il gruppo, composto da giovani leve, agirebbe con il metodo mafioso ed avrebbe agevolato il clan Cappello Bonaccorsi operante nella provincia etnea con base operativa al villaggio Sant'Agata. L'inchiesta comprende anche la rissa finita poi in sparatoria avvenuta nell'aprile del 2022 quando alcuni ragazzi ritenuti dagli inquirenti vicini al clan Mazzei avrebbero impedito al noto cantante neomelodico catanese Nico Pandetta e nipote del boss Salvatore Cappello, storico capo dell'omonimo clan rivale, di esibirsi insieme alla trapper Tony F. Conclusa nel 2024, l'inchiesta ha ricostruito anche alcune sparatorie tra esponenti di gruppi contrapposti e secondo gli investigatori l'organizzazione gestiva le piazze di spaccio tra Villaggio Sant'Agata, Librino e San Cristoforo ed avrebbe introdotto droga e telefoni cellulari anche nelle carceri siciliane. E dalla denuncia di 4 braccianti è nata un'inchiesta che avrebbe fatto emergere un presunto sistema di caporalato nelle campagne tra Regalbuto ed Enna. 4 le misure cautelari eseguite dai carabinieri, salvo Calacciura. €1 per ogni cassetta di arance raccolte, fino a 70 ore di lavoro in nero alla settimana. È l'accusa di caporalato al centro dell'operazione dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, che ha portato all'esecuzione di una ordinanza cautelare nei confronti di 4 cittadini romeni, emessa dal GIP di Enna su richiesta della procura ennese. L'inchiesta riguarda lavoratori impiegati nella raccolta di agrumi tra i territori di Regalbuto ed Enna. Secondo gli investigatori, i braccianti
braccianti vivevano in un immobile fatiscente, privo di acqua e luce, e sarebbero stati costretti ad accettare condizioni di lavoro degradanti sotto la minaccia di violenze e intimidazioni. L'indagine è partita dalla denuncia di 4 lavoratori marocchini assistiti dall'associazione Penelope. Secondo la procura di Enna, l'uomo, finito agli arresti domiciliari, avrebbe ricoperto il ruolo di datore di lavoro di fatto, mentre gli altri 3 indagati avrebbero controllato l'attività nei campi, imponendo con modalità intimidatorie ritmi e carichi di lavoro sproporzionati. Gli stessi avrebbero inoltre gestito l'alloggio dei braccianti, trattenendo dai compensi anche le somme per l'affitto e contribuendo così a mantenere una condizione di sfruttamento e di dipendenza economica e abitativa. La protesta dei guidatori delle autobotti rischia di aggravare l'emergenza idrica nell'Agrigentino e le ditte annunciano lo stop al servizio sostitutivo, accusando l'ente gestore di averli trasformati in capro espiatorio nei confronti dei cittadini e chiedono interventi delle forze dell'ordine e delle istituzioni. Davide Sarto. L'emergenza idrica in provincia di Agrigento si aggrava. Adesso si fermano anche gli autobottisti. Una protesta che rischia di lasciare senza l'unico servizio alternativo migliaia di famiglie in diversi comuni della provincia. Gli operatori dicono basta e puntano il dito contro AICA. Abbiamo 3 anni di sofferenza sulle spalle. Praticamente a noi ci manca quasi l'80% del lavoro, non siamo più liberi e non possiamo fare da paracadute ai signori AICA. Noi abbiamo deciso di fermarci ora perché anche a fine agosto sicuramente ci fermeranno e siamo tutti disoccupati. Secondo gli autobottisti il nuovo sistema avrebbe rallentato il lavoro e scaricato su di loro le proteste dei cittadini. Raccontano di ricevere ogni giorno decine di telefonate da persone che chiedono acqua senza sapere a chi rivolgersi. Non possiamo sostenere più il sistema di AICA o ci mettere in condizione di poter portare l'acqua alle persone. Non dichiariamo noi di portare l'acqua alla struttura che non è sanato e non è a regola, dobbiamo portare l'acqua alle persone, quindi ad oggi noi ci fermiamo. Gli operatori chiedono un confronto immediato con AICA e con le istituzioni. Senza una soluzione condivisa, avvertono, la crisi idrica potrebbe diventare ancora più pesante per cittadini, attività commerciali e strutture turistiche della provincia. Quando io mi trovo a servire una piscina di 13-14 viaggi e di fronte ci abita una persona disabile, non può prendere l'acqua. Pronto? E io mi devo sentire piccolo così, che questo lavoro l'ho fatto sempre con amore e devo piangere con mia moglie all'indomani, io preferisco fermarmi e spegnere i motori. Basta. I medici di famiglia incrociano le braccia e scendono in piazza a Ragusa davanti la sede dell'ASP Iblea. Si denuncia l'aumento dei carichi di lavoro, la carenza di personale e la mancanza di investimenti. Veronica Barbarino. Il motivo per cui oggi solo a Ragusa in Italia si fa sciopero è la mancanza di rispetto nei confronti di noi medici di medicina generale che questa azienda continua a perpetrare. Si protesta davanti la sede della direzione generale dell'ASP Iblea. I medici di famiglia incrociano le braccia per richiamare l'attenzione sulle difficoltà che ogni giorno affrontano durante il lavoro e contro una direzione generale sorda dal 2023, anno delle prime contestazioni. I sindacati FIMG, FIMT e SNAMI denunciano una medicina territoriale schiacciata da burocrazia, carichi di lavoro, carenza di personale e risorse insufficienti. La categoria è in grande sofferenza perché viene assaltata dai pazienti che giustamente richiedono della prestazione in tempi rapidi, che per la presa in carico c'è delle patologie di cui soffrono. Abbiamo proposto la nostra collaborazione per risolvere queste problematiche, ma purtroppo è sempre stata per un motivo o per un altro rifiutata. Una situazione ormai insostenibile, soprattutto in una fase storica caratterizzata dall'invecchiamento della popolazione e dall'aumento delle patologie croniche. Dalla parte dei medici si schiera anche la conferenza dei sindaci, che ha convocato un incontro il 4 agosto con il direttore generale dell'ASP e le organizzazioni sindacali. Previsto per la prossima settimana l'abbattimento del palazzo ad angolo con via Grottamagna, ma residenti e commercianti denunciano la presenza di altri caseggiati fatiscenti. Il servizio.
In attesa dell'abbattimento dell'edificio fatiscente tra le vie Plebiscito e Grottamagna, l'aggiudicazione dei lavori dovrebbe avvenire lunedì. Un altro pericolo, tra l'altro conosciuto da tempo, viene segnalato in via Plebiscito all'altezza del civico 698. Le transenne che vedete delimitano un tratto di marciapiede off limits da quasi 2 anni e al cui interno ormai ci sono soltanto rifiuti di ogni genere. Chi passa lo fa velocemente, altri utilizzano l'opposto disastrato marciapiede. I residenti invocano interventi che in verità chiedono da anni. È una cosa deprimente, non è che si può sopportare una cosa. Ha più di un anno che è così. È chiuso, è mi avete intervistato e quando ora un anno e ancora non si sa niente. E cos'è cambiato? Niente. Vuole rivolgere un appello alle istituzioni? Sì, l'istituzione, per favore, fatelo per Catania, fatelo per le persone che sono anziane. Abbattete queste cose, quelli che non vanno bene le dovete abbattere. E sono esasperati anche i commercianti che si sentono abbandonati dalle istituzioni. Il sindaco sempre se c'è, se ce l'abbiamo, ma sa che esiste questa zona? Sa che esiste via Plebiscito? Allora qua si stanno spendendo milioni di euro per quanto riguarda il museo che si dovrà aprire quando prima, no? Però dico io, diamo un'immagine pulita anche, un'immagine dove la gente può venire con sicurezza. Se lei vede la sera qua è un deserto. Sono tante le segnalazioni al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005, richieste di intervento che suonano come un campanello d'allarme per un centro storico che mostra la sua fragilità e quindi la sua pericolosità. Per fronteggiare l'emergenza sangue che si acuisce in estate, la Fidas ha organizzato la Maratona del Dono per l'evento apertura straordinaria delle unità di raccolta a Catania, Messina, Caltanissetta, Enna, Agrigento, Palermo e Trapani. Determinante la collaborazione dei servizi trasfusionali per il supporto organizzativo e sanitario. Una seconda chance per i detenuti. Quasi tutti nella casa di reclusione di Noto, nel siracusano, lavorano. Vi portiamo all'interno del penitenziario che da qualche mese fa parte della rete di un progetto che ha l'obiettivo di tutelare il rapporto tra genitori detenuti e figli. Il servizio di Francesco Aloi. Il saldatore in azione. Questo pezzo di ferro diventerà una brandina che potrà servire qui o in altri penitenziari. Nel carcere di Noto lavora il 92% dei detenuti, un dato che fa di questo istituto un'isola felice. Vengono versati i contributi e hanno una copertura assicurativa che li tutela da qualsiasi possibile incidente sul lavoro. Il nostro viaggio passa in tutte le sale dove si lavora, delle vere e proprie officine. Questa è la falegnameria. Accesi i macchinari, ci si mette all'opera. Dal taglio dei pannelli di legno al prodotto finito, si pensa ad ogni dettaglio. Poi ci spostiamo nella sartoria. Qui quasi tutte le macchine sono ancora ferme ma pronte a partire. L'obiettivo è uno: aiutare chi ha sbagliato a ritrovare la strada giusta. Nell'ambito del nostro progetto, che ricordiamo è finanziato dall'impresa sociale con i bambini, abbiamo agganciato da qualche mese a questa parte la casa di reclusione di Noto, che si aggiunge a quelle di Siracusa ed Augusta Brucoli, oltre ai web di Siracusa e Ragusa. Così anche questa casa di reclusione è entrata nella rete del progetto Sprigione il tuo cuore, che mira alla tutela del rapporto genitore-figlio. La mission della fondazione consiste proprio in questo, cioè creare rete. E nel frattempo si sta pensando anche alla creazione di una redazione per un giornale che nascerà qui, in carcere. Una notte di musica, emozioni e migliaia di voci all'unisono. Sal Da Vinci conquista Agrigento con uno spettacolo che trasforma la Live Arena in un grande coro a cielo aperto. Davide Sarto. La Live Arena si accende, applausi, luci e tanta emozione. Sal Da Vinci conquista Agrigento con uno spettacolo che coinvolge il pubblico dal primo all'ultimo brano. Migliaia di persone cantano insieme all'artista in una serata che unisce grandi successi e il brano Per sempre sì, vincitore di Sanremo 2026. Saremo io e te, e sempre legati per la vita, senza te non vale.
un'atmosfera di festa che trasforma il concerto in un'unica grande voce. Ci saranno giorni in cui ti aspetterò, sulla bocca fanno male, e mi vedranno piangere, che mai sarà, qui non c'è niente da guardare. L'emozione cresce nota dopo nota, tantissimi telefoni accesi per immortalare il momento più intenso della serata. Se non riesco a farti innamorare più di me. Salda Vinci ringrazia il pubblico agrigentino e riceve un lungo applauso, chiudendo una tappa del tour che resterà tra i ricordi più belli dell'estate musicale in città. E adesso una pausa, tra poco la nostra pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, stadio Renzo Barbera. Palermo avrà il suo nuovo impianto, delibera approvata in Consiglio Comunale. Marco Gullà. Dopo 24 ore di maratona d'aula, notte compresa e tensioni a tratti fuori controllo tra i vari consiglieri, la delibera sui lavori di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera è stata approvata dal Consiglio Comunale di Palermo. Una data storica. La candidatura a Euro 2032 può partire, sebbene i passaggi tecnici che sono inseriti nel famoso emendamento dell'intesa, approvato poco prima di mezzogiorno, siano comunque complessi. La convenzione però è stata approvata. Va detto che il dibattito è stato molto teso, con momenti di scontro anche sui biglietti omaggio. Paradossale anche che per l'approvazione di questa delibera si sia arrivati all'ultimo giorno utile per la candidatura ad Euro 2032. Intanto il Palermo ha terminato il ritiro in Val Gardena, fra 3 giorni rosanero che partiranno alla volta dell'Australia, dove giorno 7 affronteranno il Melbourne City e poi giorno 11 la Juventus. Sul mercato, in attesa dell'ufficialità di Vavassori, ormai a un passo dal trasferimento in rosanero, la dirigenza non esclude ulteriori interventi nel reparto offensivo. Il Palermo starebbe seguendo con interesse Antonio Di Nardo, attaccante del Pescara. Il Catania intensifica gli allenamenti nella quiete di Norcia. Domani test amichevole contro il Ravenna, che sarà privo del colpo dell'estate. Ronaldinho, il servizio di Tonino De Mana. L'esordio al Massimino contro l'Inter Under 23. Basta poco per stuzzicare la fantasia dei tifosi con il Catania, che prosegue le sue tappe di avvicinamento all'inizio del campionato. A Norcia, agli ordini di mister Longo e del suo staff, si intensificano gli allenamenti con i carichi di lavoro in costante aumento e le esercitazioni tattiche che cominciano ad essere assimilate dai giocatori. Uomini e schemi saranno provati domani pomeriggio in Umbria in un amichevole contro il Ravenna, che sarà privo del suo colpo dell'estate, più che altro mediatico, Ronaldinho. Il test contro i romagnoli sarà utile per trarre indicazioni e per tirare le somme in questa delicata prima fase di ritiro precampionato, dove arrivi e partenze si susseguono. Ieri 2 movimenti, uno in entrata, l'altro in uscita. Dal Sassuolo è arrivato il centrocampista Amendola, mentre è stata ufficializzata la risoluzione contrattuale con Luperini, che conclude l'esperienza alle falde dell'Etna con 18 presenze ed una rete realizzata in Coppa Italia contro il Crotone. Stessa sorte potrebbe toccare a Di Noia, che risolto il vincolo contrattuale con il Catania sta per accasarsi al Foggia, appena ripescato. In entrata sembrano tramontate, per motivi legati agli eccessivi costi e all'età, le trattative per il napoletano Demme per Coda, quest'ultimo appena svincolatosi dalla Sampdoria, dove a suon di gol ha contribuito alla salvezza dei blucerchiati. E la Lega Pro ha ufficializzato le date degli anticipi e posticipi delle prime 8 giornate. Il Catania esordirà al Massimino alle 18 di domenica 23 agosto contro l'Inter Under 23. Alla seconda giornata i rossazzurri andranno a Monopoli sabato 29 agosto alle 21. Primo posticipo lunedì 7 settembre al Massimino contro il Cosenza. E adesso una breve pausa, a tra poco con altri aggiornamenti. Per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.